c'è nessuna ipotesi di depotenziamento sostanziale di reparti o servizi. Il piano che è stato approvato l'anno scorso ha durato triennale, durerà fino al 2012 e dal piano era già previsto che alcuni servizi come la farmacia e il laboratorio analisi sarebbero stati ridimensionati burocraticamente da struttura operativa complessa a struttura operativa semplice, accentrando il servizio su Udine, mantenendo però il servizio inalterato per quanto riguarda l'approccio all'utenza, che non si accorgerà di questo depotenziamento perché sarà solamente un viaggio di farmaci e di provette verso l'ospedale di Udine, che è in corso di ristrutturazione, che avverrà e terminerà nel 2012, e soprattutto non verranno a nuocere sui pazienti che sono ricoverati, perché verrà comunque mantenuto un servizio di laboratori d'urgenza e la farmacia avrà comunque un suo deposito di farmaci in sede ospedaliera. Per quanto riguarda poi altre attività, c'è da dire che nel settembre di quest'anno verrà potenziato il servizio di cardiologia con l'acquisizione di nuove metodiche sulle quali adesso non do anticipazioni, e per alcune procedure che attualmente vengono fatte presso l'ospedale di Udine e verranno invece fatte finalmente presso la cardiologia di Tolmezzo. Peraltro, oltre a non perdere, a non depotenziare reparti, ricordiamo che la struttura operativa complessa di otorinolaringoiatria dal piano sociosanitario è stata abilitata anche all'interventistica neoplastica e quindi diventa comunque un punto di eccellenza nello scenario regionale, rimane un punto di eccellenza. Ci sono delle fattive collaborazioni con l'azienda per i servizi sanitari numero 4, la Medio Friuli. In particolare proprio l'Otorino ha già iniziato ad effettuare consulenze ambulatorio presso l'ospedale di San Daniele, che è primo di questo servizio di otorinolaringoiatria. C'è una collaborazione fattiva dell'endoscopia digestiva, poiché l'ospedale di San Daniele non ha a sufficienza endoscopisti per fare gastroscopie e coloscopie e quindi usufruisce delle prestazioni dei nostri medici specialisti della nostra azienda. E per quanto riguarda l'urologia si sta perfezionando il rapporto di collaborazione, per cui ad oggi rispetto al piano sociosanitario triennale nessun reparto verrà depotenziato ad oggi, né ci sono ipotesi di ridimensionamento. Per quanto riguarda il laboratorio analisi, appunto, si sta attendendo la ristrutturazione, la nuova edificazione del padiglione laboratorio all'ospedale di Udine, che dovrebbe terminare per il 2012, ma finché la rete informatica non sarà perfezionata sicuramente tutto questo non verrà spostato verso Udine, ma è comunque già compreso nel piano. Per quanto riguarda invece la risonanza magnetica, il piano sociosanitario non è che lasci molto scampo. Io do ragione e concordo nella seconda parte con tutte le considerazioni fatte sulla zona montana, sul disagio, sul fatto che l'ospedale di rete ormai non può essere privo di una risonanza magnetica. Di fatto il nostro piano sociosanitario ci taglia le gambe, nel senso che gli ospedali di rete è previsto non siano dotati di risonanza magnetica, perlomeno non di quella fissa. C'è da dire che l'azienda sanitaria già nel 2009 aveva accantonato quel 1.800.000 euro che erano necessari e sufficienti per acquisire la risonanza, per acquisire anche le professionalità aggiuntive per poterla utilizzare e per fare gli adeguamenti strutturali. Tant'è il piano sociosanitario non lo prevede. C'è un'ipotesi che noi abbiamo così formulato, questo per non derogare al piano sociosanitario. Sempre nel rapporto collaborativo che stiamo cercando di instaurare con l'ospedale di San Daniele e che era anche contemplato in quell'ipotesi di azienda sanitaria collinare montana che io avevo così cercato di portare avanti l'anno scorso come alternativa ai dettami del piano sociosanitario, l'ospedale di Gemona non è un ospedale di rete, quindi se non si vuole derogare dal piano, l'ipotesi che possa essere collocata lì la risonanza a servizio di tutta la zona a nord di Udine poteva essere tranquillamente fattibile se la regione avesse voluto.
Quindi noi abbiamo due possibilità: o deroghiamo al piano sociosanitario, che è stato approvato l'anno scorso, del quale siamo a metà del guado, oppure senza derogare l'ipotesi è un escamotage, si posiziona a Gemona e quindi il piano sociosanitario dice no ospedali dirette risonanza, ma Gemona, che è collegato all'ospedale di Tolmezzo, potrebbe anacronisticamente possederla. Abbiamo fatto un incontro nel febbraio scorso con il presidente Tondo, io, la dottoressa Campana, che è la presidente dell'Assemblea dei Sindaci del distretto 3.1, e il sindaco di Gemona Urbani, profilando questa ipotesi al presidente della regione. Quindi lui sa di questa possibile alternativa che non prevede la deroga al piano sociosanitario. D'altra parte l'assessore Cosis, che abbiamo visto anche quel contratto 2 settimane fa a quell'incontro organizzato dal gruppo Cicogna a Gemona, sostiene che le 18, mi pare, risonanze magnetiche presenti in regioni sono più che sufficienti, anche perché la loro potenzialità è di fare 200.000 esami all'anno, ne fanno solo 85.000. E l'assessore Cosis si arrocca su questa sua posizione. Noi abbiamo fatto presente che sopra il 30° e soprattutto in azienda sanitaria numero 3 non ce n'è una e sono tutte dal 30° in giù. Allora io chiedevo questa collaborazione, cioè se si potesse preparare per il prossimo Consiglio Comunale un ordine del giorno condiviso e da naturalmente approvare all'unanimità, perché sennò non avrebbe scopo, fatto da maggioranza a minoranza tutti insieme. Io pensavo al collega Viscosi e al collega Manfreda per contemplare un po' tutto l'arco, Stefano se vuoi anche tu aggregarti, un ordine del giorno dove noi rinforziamo non il desiderio, il voler avere una risonanza in azienda sanitaria numero 3 senza specificare dove collocarla. Intanto facciamola arrivare o in deroga al piano o con l'escamotage che Gemona non è ospedale di rete. Io credo che questo sia un rafforzativo che possa spingere non solo l'assessore Cosis ma soprattutto il presidente Tondo a prendere una decisione, perché questo piano sociosanitario non ci lascia scampo in alternativa. Sì, faccio presente. Grazie assessore. No, siamo interrogazioni. No, è un inciso che riguarda questo, cioè neanche UNI ne fa più le risonanze magnetiche per gli utenti fuori dalla neurochirurgia di UNI. Quindi siamo obbligati ad andare in giro. Penso che questa proposta di stilare un ordine del giorno da portare al prossimo Consiglio Comunale sia condivisibile. La prepariamo casomai appunto insieme, in modo che abbia un'ampia risonanza. Per dichiararsi soddisfatto e insoddisfatto, prego il consigliere Romano. Signor Sindaco, io cosa devo dire? Quanto sostenuto e affermato dalla dottoressa Galizia, non posso che dichiarare soddisfatto quanto sostenuto. Per quanto concerne la risonanza magnetica, mi permetto però di ribadire alcune cose. Questa risonanza magnetica era stata indicata per Tolmezzo, ma non così perché Tolmezzo o perché non dobbiamo farla al Gemona, perché Tolmezzo naturalmente come ospedale la risonanza magnetica penso sia più inserita anche tecnicamente e per quanto concerne l'operatività sia più idonea che venga inserita all'ospedale di Tolmezzo. Primo. Secondo, l'azienda sanitaria appunto ha ribadito non c'è nessuna, se noi poi uniamo facciamo una linea concava da Cividale a 300 e scendiamo giù Salvadini con Corpo, non c'è nessuna risonanza magnetica, quindi l'assessore Cosis si potrà porre un problema, no? Perché? Terzo, scusatemi, la gente, i pazienti dove sono rivolti essenzialmente? Quelli della montagna sono rivolti a Tolmezzo, e perché quelli che, facciamo il solito discorso, quelli che sono in zone disagiate devono scendere a Tolmezzo e andare anche a Gemona. Ma perché? Tolmezzo può farlo, io posso dire come sta bene anche Gemona. Ma noi dobbiamo pensare anche alla gente che abita sulle montagne.
Da Cefalù stanno un attimo lì lassù, posso venire su anche da Udine in mezz'ora, ma se uno scende da fuori di sopra l'inverno, scusatemi, non è possibile, no? Che abbiano, loro devono dire, l'ospedale con mezzo ha delle particolarità per cui qualche deroga lo dobbiamo fare, non può essere un ospedale diretto uguale agli altri, altrimenti casca il padre. Quindi io insisto che a Colmezzo debba essere dotato di una risonanza magnetica, perché le eccellenze che ci sono devono salvaguardate anche da una struttura di questo tipo. E oggi una risonanza magnetica è come una volta era andare a fare una lastra 30 anni fa, una lastra polmonare. Comunque ringrazio il sindaco e ringrazio l'assessore. Grazie consigliere. Passiamo alla seconda interrogazione.